Possiamo iniziare questo culto, tu che sei a casa, che possiamo vivere questa mattina un po' fresca, temperatura molto gradevole, una bellissima giornata, e vivere questo culto con una viva esperienza con il nostro Dio. Possiamo pregare? Sempre quando arriviamo qua portiamo dentro di noi un po' di gioia, un po' di dolore, un po' di preoccupazioni. Tante cose vengono nel nostro cuore, ma quanto è importante in questo momento lasciare che Dio possa guidarci in questo momento. Così possiamo pregare e lasciare tutto nelle sue mani. È Dio che prende cura di noi, è Dio che ci sostiene, è Lui che vuole manifestare un soprannaturale nella nostra storia. Preghiamo. Nostro Padre, iniziare una giornata, iniziare un culto è un privilegio. Siamo qui, ó Padre, davanti a Te, alla Tua presenza. Grazie, ó Padre, perché è un privilegio unico adorarti, ó Padre, sentirti e vivere questa esperienza con Te. Possiamo aprire il nostro cuore, aprire i nostri occhi per vederti, ó Padre, e vederti spiritualmente e vederti come un Dio, Padre, presente nella nostra storia. O grande e l'unico e vero Dio che sei Tu. Grazie, ó Padre, per il tuo sostegno, la tua protezione, la tua guida. Grazie, ó Padre, perché quando camminiamo in integrità con Te, possiamo sentire questa guida presente, ó Padre. Grazie. Questo culto è la nostra offerta. È la nostra storia, che sia la Tua storia. E vogliamo, Padre, che possiamo camminare dentro di una storia eterna che è la Tua. E lì scoprire, ó Padre, o quanto è bello conoscerti come Tu sei. Grazie, ó Padre, perché l'eternità fa parte della nostra vita. E questo culto, Padre, portiamo tutti i nostri dolori, tutta la nostra gioia e lasciamo tutto, ó Padre, ai piedi di Gesù. Grazie, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Amém? Possiamo stare in piedi, possiamo adorare il nostro Dio, possiamo cantare, possiamo offrire questo momento di adorazione e lode a Lui. E è un cantico che noi conosciamo. Apre gli occhi del cuore e vogliamo adorare il Signore in questo momento, questa mattina. Amém, Chiesa? Amen. Amém? Tu já hai dato un saluto, un buongiorno alle persone al tuo fianco, já hai salutato tu che stai arrivando adesso e che possiamo camminare oggi, questa mattina, in questa esperienza di stare insieme come popolo. Louvamos o teu nome, Senhor.
Santo, Santo, tu sei Santo, 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 tu sei Santo, 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 voglio vederti. Sei Santo, Senhor, Santo, 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 tu sei Santo, 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 tu sei Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo. Vediamo, Signore, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. Santo, 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 tu sei Santo, 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 tu sei Santo, 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 voglio vederti. Solo la Chiesa? Santo, 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 Tu sei Santo, Senhor. Santo, Santo, Santo. Tu sei Santo, Santo, Santo. Tu sei Santo, Santo, Santo. Voglio vederti. Santo, Santo sei. Santo, Santo, Santo. Tu sei Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Alleluia al tuo nome, Signore. Ed è una settimana meravigliosa nella presenza del Signore. E noi vogliamo celebrare il suo nome. Noi vogliamo ricordare di ciò che Lui è nelle nostre vite e noi ci raduniamo qua questa mattina perché Lui ci ha chiamato per primo, perché Lui ci chiama alla Sua presenza e noi rispondiamo al suo chiamato. E se tu sei qui, sei libero per lodare il suo nome e io canterò del suo amore per sempre, perché è quello che il Signore mi ha chiamato a fare, lodarlo, ringraziarlo, celebrare il suo nome. Noi siamo liberi per fare questo questa mattina. Amen? Lodiamo il nome del Signore. Con gioia. Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne mare va, il cuore apro a te che guarigione, libertà mi dai. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà e sempre canterò del tuo amore per me. Insieme canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore. Il fiume del tuo amor per me, dalle
di ballare. Alleluia. Ma se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia finita. Canterò del tuo amore per sempre. 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 Per finire la chiesa. Canterò del tuo amore per sempre. 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 Amen. Canterò del tuo amore, Signore, per sempre. È il nostro Dio meraviglioso, il nostro Dio che è con noi. E gioia noi dobbiamo avere nella presenza del Signore. È colui che prende cura di noi mentre ancora noi dormiamo. È colui che ci chiama alla sua presenza, perché tu sai che il Signore non ha bisogno della tua adorazione. Faccio come Pastore Sandro, ti do una brutta notizia. Il Signore non ha bisogno. Lui gioisce nella presenza. Lui gioisce perché tu hai gioia nella sua presenza. Tu sei privilegiato a fare questo. E quando noi siamo nella presenza del Signore, quando noi riconosciamo veramente questa meravigliosa luce, questo meraviglioso Dio che prende cura di noi non possiamo fare altro che adorarlo. Vero? Amen? E noi ti ringraziamo, Signore, perché tu sei, non c'è un altro Dio uguale a te, oh Padre. E io non sono perfetta, nessuno qui è perfetto, Signore. E noi vogliamo, Signore, sentire la tua presenza in mezzo a noi. Voglio sentire, Signore, il tuo volere nella mia vita. Voglio sentire il volere in mezzo alla tua chiesa, Padre. Che noi possiamo veramente essere toccati, Signore, da te questa mattina, affinché tu possa fare cambiamenti, Signore, dentro di noi. Perché tu sei il Dio che merita la nostra lode, la nostra attenzione. Noi diamo la priorità a tante cose banali, Signore. Tante volte noi guardiamo ciò che vale, ciò che è importante per le nostre vite, Padre. Quindi noi vogliamo, Signore, questa mattina essere toccati da te, oh Padre. E noi siamo qui, Signore, con le nostre mani alzate, oh Padre, per ringraziarti, Signore, e per consegnare le nostre vite a te, oh Padre. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. Tu puoi cantare così? La città del nostro Dio è il luogo santo. La gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Gloria al Signore. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo
Senhor. La città del nostro Dio, un luogo santo, la gioia vogliamo sentire? Signore, noi vogliamo ringraziarti siamo grati a te, Signore. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno regni in terra e cielo, sei re. Sei re, confidiamo in te, sei re. Alleluia, il tuo nome, Signore. Alza le tue mani. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce? C'è luce intorno al Re. Dove sono le mani? La gloria si udrà. Il male tremerà, il male tremerà. Tutti insieme. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio.
fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, e Leone Ragnè, e Leone Ragnè, Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Canta, Dio grande, Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me degno, tu sei degno di lode. Il mio cuore canta, il mio cuore canta te. Sei grande, tutto sei per me. Tu sei degno di lode. Io canto, il mio cuore canta te. Sei grande, tutto sei per me, solo noi, solo la Chiesa. Tutto sei per me. Tu sei degno, Signore, tu sei degno di lode. Il mio cuore canta, il mio cuore canta te. Sei grande, tutto sei. Tutto sei per me, tu sei degno di lode. Io canto te, il mio cuore canta te. Sei grande, Dio, canta che Dio grande Dio, si vedrà che grande Dio è il nostro Dio, è il nostro Dio. Alleluia, 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 alleluia. Degno sei. Tutti insieme.
grande, Dio è il nostro Dio. E noi vediamo, Signore, e noi lodiamo te, Signore, e noi vediamo che tu sei grande, grande e grande. Lodiamo il tuo nome, Signore. Amém e amém. Potete sedere. Amém? Quanto é precioso conoscere questo Dio in modo personale, che è il grande, grande Dio. Quanta esperienza tu già hai vissuto di sentire questo grande Dio? Quanti momenti difficili abbiamo vissuto e il nostro grido era solo con te, Dio. E Dio si manifesta. Perciò noi dobbiamo vivere e riconoscere che questo grande Dio che noi adoriamo e cantiamo qua, c'è. E c'è. Io devo vivere esperienze personali con Lui. Io devo conoscere Lui in modo personale. Dio non è distante, è presente, questo grande Dio. E ti ama. E ti ama. Ok? Amém? Oggi noi stiamo iniziando adesso, abbiamo finito il libro di Efesini e questo anno, anche prossimo anno, all'inizio del prossimo anno, io e Pastore Sandro, staremo lavorando tante storie della persona di Gesù. E lasciamo la parte della nascita per il periodo di dicembre, no? E la sua morte per il periodo di aprile, che è la Pasqua. E in questo periodo noi staremo camminando qua nelle parabole, nelle storie di insegnamenti di Gesù. Ieri abbiamo iniziato con i ragazzi. Qual era l'argomento di ieri? Esatto, Sermone sul Monte, sale nella terra, della terra, essere sale, siamo veramente la differenza. Anche nei piccoli gruppi stiamo lavorando la storia di Gesù, così noi staremo lavorando qua come Chiesa un periodo di circa 6-7 mesi sulla storia di Gesù. Se tu non appartieni a un piccolo gruppo, per favore, parlate con me, con il Pastore Sandro, e che tu possa camminare in questa storia, no? Já abbiamo studiato una parte di questa storia di Gesù, já stiamo nella lezione numero 3 in qualche gruppo. E è quanto prezioso vedere questa ricchezza di questo Gesù che ci insegna, dei principi che deve essere nella nostra vita. E oggi staremo lavorando Marco capitolo 2, dal versetto 1 a 12. Hai trovato ali, Gabriel? Ok. Marco 2, 1 a 12, è una storia che noi conosciamo e questa storia è una guarigione di un paralitico, ma c'è qualcosa che va oltre una guarigione. Che cosa succede con questo ragazzo? Oltre la guarigione è stato? Gesù fa qualcosa di più in quella storia. Perdona i suoi peccati. E è su questo che noi vogliamo camminare oggi, questo Gesù che guarisce ma fa qualcosa di più. Leggiamo questa storia, Marco 2, 1 a 12. È una storia molto interessante. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum, si seppe che era in casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Ele annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, che cosa dice dopo? Gesù? C'è un bar qua che c'è un caffè, ok? Così potete svegliare. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Ele bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito
com o suo spirito, che essi ragionavano così dentro di loro, e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed ele si alzò e prese subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Nosso Padre, quanto è prezioso leggere questa storia, quanto è prezioso vedere questo amore, questa attenzione, questo Gesù che noi adoriamo. E vogliamo oggi, Padre, vivere questa esperienza di non solo parlare e predicare, ma di vivere questa esperienza di fede. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Questa storia è molto interessante, no? Sembra uma história um po' giocosa, uma história de personagem um po' divertente. Pode imaginar tu dentro della tua casa e qualcuno comincia a fare un rumore sopra, comincia a toltare le tegole e comincia a abbassare una persona sul lettuccio. Qual era il tuo atteggiamento? Tu sarebbe come pastore Caio che diceva: ma smettete di fare questo, la mia casa, state scorpiando la mia casa, togliendo le tegole, che cosa è questo? Chi di noi non poteva fare questo? Qualcuno è già arrivato a casa tua e creando un po' di confusione e tu cominci a: ma che è questo gruppo che sta arrivando a casa mia? Creando questa confusione, andate via. Qual era sarebbe il tuo atteggiamento così? Gesù era a casa, stava insegnando. C'erano ali dei farisei, c'erano dottori della legge e lui stava insegnando. Era concentrato su quell'insegnamento. Ma in quel momento succede qualcosa estranha. E ali Jesus si manifesta in un modo molto diverso del nostro modo. Ti piace una visita, un ospite che arriva a casa e comincia a creare confusione nella tua casa? Ti piace un ospite così o no? O che se arriva un ospite così, tu subito chiudi la porta e non lascia che entri? Sabe, nós criamos tanta volta dentro da nossa casa, ou na idolatria da casa, onde não se pode tocar, não se pode fare, não se pode agir, e nós estamos perdendo de vedere della experiência com o Senhor. Não estou dizendo que a tua casa não deve ser ordenada. Mas tanta volta nós criamos dentro da casa, ou na idolatria que a nossa casa não pode criar qualquer situação. Mas viene qualcuno e pode criar qualquer situação que te estupisce. E com essa história de Jesus me faz pensar e tanta volta o quanto nós pensamos troppo em nós stessi e não estamos pensando nel guarire e transformare una persona. Quanti amici noi abbiamo che ancora non conoscono a Gesù e hanno un atteggiamento, un comportamento che è completamente fuori della nostra normalità. E nós já abbiamo deciso, nella mia casa questa persona não entra. Quanti amici che noi abbiamo che noi pensiamo: no, questa persona è un po' diversa da quello che io sono. Ma Gesù qua ci insegna dei princípi che sono molto interessanti. Loro fanno questa apertura fra le tegole, loro cominciano a scoperchiare il tetto della casa e proprio lì dove era Gesù, nella sua casa, e loro cominciano a creare un disastro, ma Gesù non rimprovera loro. Gesù in quel momento manifesta due azioni miracolose: il perdono e la guarigione. E quando eu comincio a vedere questa storia, eu comincio a vedere che Gesù vê delle persone oltre le cose. Non importa le tegole, non importa se a minha prédica está sendo interrotta in questo momento, non importa se il mio insegnamento adesso si finisce, non importa questa confusione che è stata fatta. Gesù in quel momento che cosa ha visto in loro? Veduta la fede. Gesù ha visto la fede. Quando mi leggo questa storia mi ricordo di Maria e Marta. Una era indafarata lá facendo le cose dentro di casa. Maria era ai piedi di Gesù. Ou seja, Gesù in quel momento ha visto la fede. E questa fede che stava transformando un'altra persona.
La fede interessante che non era neanche del paralitico. Di chi era questa fede? Dei suoi amici. La fede non era del paralitico, era degli amici. E quando eu leggo questa storia, comincio a pensare, qual è stata l'ultima pazzia che tu hai fatto per salvare un amico tuo? Qual è stata l'ultima pazzia che tu hai fatto per portare un amico tuo alla conoscenza di Gesù? Questi amici qua che avevano la fede in Gesù per una guarigione, ma loro hanno visto qualcosa di più, hanno portato il suo amico a Gesù per una guarigione. Questi amici qua hanno fatto una cosa che era fuori delle regole. E noi che conosciamo questo Gesù, oggi stiamo vivendo una vita molto confortevole. Andiamo ogni domenica in chiesa, andiamo ogni sabato in chiesa, ma dove sono i tuoi amici? Ieri abbiamo parlato con i ragazzi qua dell'importanza di essere sali e portare una guarigione dei nostri amici e abbiamo lasciato una sfida per voi. Qual è la sfida? Qual è la sfida, ragazzi? Prossimo sabato tutte le sedi devono essere occupate. Deve essere ripetute. Mi ricordo che c'erano ancora 7 sedie vuote in quel momento. Dopo sono arrivati qualcuno. Ma voi dovete portare i ragazzi. Oggi abbiamo qualcosa di più qua di 7 sedie. Chiesa! Chi deve portare gli amici qua? 7 voi. Dove sono i tuoi amici oggi? Qual è la pazzia che tu stai facendo per portare i tuoi amici in chiesa? Qual è la pazzia che tu stai facendo per portare i tuoi amici a una conoscenza di Gesù? Qual è la tua pazzia che tu stai facendo in modo che i tuoi amici possano avere una perfetta e grande guarigione di vita? Noi viviamo in un mondo che le persone sono ammalate, stanno soffrendo, ma noi dobbiamo cominciare a vedere che noi siamo responsabili per la guarigione di questa gente e noi siamo responsabili di portare questa gente alla conoscenza di Gesù. E se io non faccio una pazzia, qual è la pazzia? Forse alzarmi una hora prima di andare a casa sua e portarlo qua? Forse alzarmi una hora prima, preparare una colazione per questo amico e portarlo qua? Io non lo so. Ma noi abbiamo tanti amici che noi stiamo lasciando morire nella fede e che non hanno scoperto ancora la speranza che è Cristo Gesù. Qual è l'ultima pazzia che tu hai fatto per una guarigione di un amico? La fede significa credere che o miracolo succederà. Eu sono responsabile di portare i miei amici alla conoscenza di Gesù. E lì che Gesù, visto la loro fede, manifesta una guarigione. È lì che Gesù, visto la loro fede, perdona quello paralitico. È lì che Gesù manifesta il miracolo. E se io non riesco a avere questa fede, io non riesco a portare nessuna conoscenza di Gesù. Chiesa, domenica prossima riempiamo queste sedi? Portiamo i nostri amici, e quando sempre faccio una battuta, nostri amici e anche i nostri nemici. Noi dobbiamo portare questa gente a conoscere Gesù. Eu devo avere la certezza e la sicurezza che Dio farà una trasformazione in quella vita. Settimana scorsa, pastore Sandro è andato a un gruppo di studio biblico e è tornato con una gioia e ha detto, pastore Caio, che gruppo? Che gruppo? Eravamo in 10, solo una persona che era credente. Eravamo in 10 in quella sala. E una persona sta facendo una trasformazione in quella regione. Sta portando tutte le sue amiche a conoscere Gesù. Próximo mercoledì, pastore Sandro andrà lá novamente. E sono 700 km quasi di strada andata e ritorno. E eu ho detto, pastore Sandro, vale a pena. Vale a pena. E tante volte noi cominciamo a giustificare. Ah, ma lei ha un dono. Noi non abbiamo. Noi abbiamo la potenza di Dio nella nostra vita per invitare gli amici. E quando sono stato là il mese scorso, ho visto questo con i propri occhi. E sta portando la gente a conoscere Gesù. E o interessante di quello gruppo, sa cosa è? Non che loro sono lì. Loro prendono la Bibbia, perché lei consegna la Bibbia a loro, e loro cominciano a
a scrivi nella Bibbia, a comincio a condividere, a comincio a fare delle domande, o se esiste una sete della parola do Signore, una fame della parola do Signore, perché loro stanno scoprendo la speranza, la gioia, l'allegria che noi abbiamo e non stiamo dando tanto valore. Loro hanno fatto una pazzia per portare il suo amico. Noi dobbiamo imparare questa storia che Gesù ci insegna e questa storia ci ha lasciata che noi dobbiamo fare delle cose fuori della nostra logica, a una conoscenza di Gesù e i nostri amici. Tante volte la gente impedisce di portare una persona a Gesù perché c'era tanta gente che loro hanno scorpicchiato la casa, hanno tolto le tegole. Tante volte siamo noi che stiamo impedendo di un amico di conoscere Gesù. Cari, gli ultimi tempi noi stiamo vivendo. Tra poco Gesù ritorna e sarà così. E Lui tornerà e porterà la sua chiesa. E i nostri amici, e i nostri familiari. E sarà che io mi perderò e dirò, che cosa io ho fatto? E che questo dolore non venga in quel momento, ma che io possa cominciare a prendere l'iniziativa e fare delle pazzie di portare i miei amici a conoscenza di Gesù. Sono delle opportunità, dei momenti. La gente desidera questo. Novamente la domanda, quando è stata l'ultima volta che tu hai fatto una pazzia per portare un amico o un nemico a conoscere chi è Gesù? Gesù è tanto grande così, abbiamo cantato o grande Dio, no? Dio è grande così che io nascondo Dio dalla gente, o Dio è grande così che io possa fare vedere alla gente che è il mio Dio? Tante volte nós abbiamo tante scuse. Io non mi sento, non ho difficoltà. Apri la tua boca per fede e cominci a portare la gente a conoscere Gesù. Cominci a fare delle pazzie. Cominci a alzarti alle 6 del mattino, una domenica, che è un giorno di riposo, ma di portare i tuoi amici a conoscere Gesù. Cominci a aprire la tua casa e che la tua casa possa avere un caos santo. E quello caos dei tuoi amici essere lì per studiare la parola che è Gesù. Chiesa, è con noi. Noi dobbiamo uscire dalla nostra religiosità, di questo senso di essere di una religione e cominciare a essere di cristiani, di portare la verità, la grandezza di Cristo Gesù agli altri, è con noi. E è lì che Gesù, veduta la loro fede, Gesù manifesta 2 miracoli. Quando è stata l'ultima volta che tu hai visto un miracolo di Gesù? Está um momento de dar um passo, de vedere un miracolo di Gesù che possa trasformare la gente. Ieri qua, eravamo qua ieri sera, no? Con i ragazzi, questa chiesa adesso non ha una sola chiesa, noi siamo 2 chiese. Noi abbiamo una chiesa sabato e una chiesa domenica, nel senso che abbiamo un culto lá, l'altro culto qua. Ieri quella sala nera era piena. È stata un'esperienza meravigliosa, la chiesa, la sala novamente piena. E ho visto lá tanta gente che ancora non hanno conosciuto Gesù e erano ospiti. E ho sfidato i ragazzi, portate i vostri amici prossimo sabato. Portiamo la gente prossimo sabato qua all'adorazione al nostro Dio. Facciamo questo, perché ogni momento è un'opportunità di fare la gente vedere chi è Gesù. Abbiamo cantato questa meravigliosa canzone, ma deve essere la mia vita. Questo grande Dio domani eu devo manifestare davanti agli altri. E questo grande Dio che la gente sta desiderando. Io non posso avere vergogna di questo grande Dio. Io non posso avere vergogna di questo Gesù che è morto sulla croce per me. Io non posso avere vergogna di questo Gesù che è risorto. Io non posso avere vergogna di questo Gesù che ha vinto la morte. Io devo avere l'orgoglio di manifestare questo Gesù. Chiesa, domenica riempiamo questa sala? Amém? Tu que hai detto amém, a responsabilità è tua. Ok? E Gesù che cosa fa con questo ragazzo? Che cosa fa subito? Che gli amici portano per una guarigione. E Gesù che cosa fa? Ti perdono. E forse quei ragazzi e quegli amici guardano. Sim, ma abbiamo portato lui per essere
guarito di una malattia, e Gesù che cosa dice? Ti perdono i peccati. Ci sono certe cose che noi non capiamo in Dio. Ci sono certe logiche che noi non riusciamo a capire in Dio. Dio, la situazione è così. E Dio guarda, Caio, calma. Ma Dio, eu posso spiegarti bene? E Gesù guarda, Caio, sto lavorando. Tu non hai capito Dio. Gesù è così, 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 così. O meu amigo qua está su un letúcio, lui non riesce a vivere na storia con noi, está sofrendo. E Gesù dice, calma, estou facendo qualcosa di più grande. Tu hai uma experiência così nella tua storia o solo io? Che tante volte Dio está se manifestando e nós cerchiamo di insegnare Dio che non è quello modo. Dio, c'è un altro modo, tu non sta capendo Dio. E nós cerchiamo di litigare con Dio e spiegare a Dio. Sembra quell'adolescente con i genitori, no? E cerco di spiegare e non hanno ragione, no? E noi non abbiamo ragione. Quando Gesù perdona quel ragazzo lì, Gesù stava dimostrando o valore più alto. Gesù stava dimostrando qualcosa molto più grande. Gesù stava mostrando ali que o perdono é a coisa più preziosa nella vita di una persona. Quando nós ci sentiamo perdonati, la nostra vita è guarita. O perdono é um completo sollievo della nostra vita. O quanto é triste caminhar com senso di colpa. O quanto é triste caminhar com dolore dentro de nós stessi. E quando Gesù dice, io ti perdono, toglie dentro del profundo della nostra anima quella amarezza, quella colpa, quello sentimento di sbaglio che abbiamo vissuto nella storia, toglie di dentro di noi. Perciò Gesù stava insegnando ali a tutta quella gente che o perdono è molto più alto e più profundo di una guarigione fisica. Perciò che Gesù stava insegnando a loro que o perdono é uma coisa que transforma a nossa vida. Perciò nós não sappiamo quello che quel ragazzo portava dentro di sé. Eu não lo sappiamo. Forse aveva un'amarezza, un dolore, forse c'era qualcosa che lui si litigava con Dio. Nós não sappiamo. Ma una cosa che noi sappiamo che lui aveva bisogno di essere perdonato, come tutti noi. Perciò il peccato è una cosa molto grave, è una cosa molto seria. E tante volte noi usiamo questa parola peccato come una parola arcaica del vecchio tempo che non si usa più oggi. Ma o peccato è una cosa molto seria. Perché o peccato ti allontana da Dio. E o perdono in Cristo Gesù ti unisce novamente. Perciò Gesù in quel momento stava dicendo, io perdono, tu sei perdonato. Gesù sta dicendo a noi oggi, se tu ce l'hai qualche dolore, qualche amarezza, qualche sentimento di colpa, Gesù sta dicendo, io ti perdono. Io ti perdono. Tu sei libero. Tu puoi godere della vita, gioire perché non c'è nessuna colpa. Gesù sta dicendo, io ho pagato il prezzo, o alto prezzo delle tue sbagli sulla croce. Tu sei libero. Perciò Dio manifesta un perdono che va oltre a nossa capacità di comprensione. Perciò la gente aveva bisogno e noi abbiamo bisogno di vivere in pace. Non mi preoccupo con la mia situazione fisica, con la mia situazione economica. Quello che io ho bisogno è di sentire una pace profonda con il mio Dio e con le persone intorno a me. E o perdono è una cosa meravigliosa. Perciò che Gesù guarda quel ragazzo e vede oltre la necessità fisica. Gesù vede una anima sofferente. Quando i nostri amici arriveranno alla presenza di Gesù, loro porteranno una anima che è sofferente, che i nostri occhi non vedono. Ma Gesù vede e Gesù perdona. E quando i nostri amici sentiranno questo perdono, loro conosceranno questo grande Dio. Quando noi porteremo i nostri amici a conoscenza di Gesù, è lì che vedremo o grande miracolo di Dio. Tu conosci l'anima di una persona? Noi non conosciamo. Forse noi non conosciamo neanche la sofferenza del nostro coniuge, neanche dei nostri figli, dei nostri genitori. Puoi immaginare dei nostri amici. Ma Dio conosce. E perciò l'azione di Dio è puntuale, è lì nel profondo della anima. Io ti perdono.
E questa guarigione che è profonda. Quanti di noi abbiamo litigato con Dio, ma Dio dice: Caio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Quanto è bello quando io sbaglio, confesso, e Dio dice: Caio, io ti perdono. Possiamo gioire novamente. Possiamo novamente vedere quel sorriso, come eu faccio con i bambini, un sorriso mostrando i denti. Fa questo sorriso, perché Dio ti perdona. É questo o grande miracolo de Dio que vai oltre. Tra pouco estaremos celebrando a cena do Senhor, estaremos recordando questo. Perciò quando Gesù manifestou questa azione, stava dimostrando o grande valore della vita di una persona. Ma Gesù stava dimostrando anche e facendo vedere il grande problema di una persona. O problema che la anima está sofrendo e ha bisogno del perdono di Dio. E noi dobbiamo fare dell'empatia per portare i nostri amici per sentire o perdono e la guarigione di Dio. O peccato è cosa seria, è un problema grave, ma Gesù sa e perdona questo. Tu sapevi di questo? Parla do perdono di Gesù ai tuoi amici. Parla della liberazione che Gesù fa ai tuoi amici. E tu vedrai una anima trasformata, una nova vita que Jesus ha fatto com te e com nós. Terceiro ponto, está no versículo 7. Quando Jesus conosce o cuore della gente e manifesta anche una indignazione. Perché costui parla in questa maniera? Ele bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito com suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questo ragionamento nei vostri cuori? Che cosa è l'ipocrisia religiosa? Ali c'erano farisei, ali c'erano dottori della legge, ali c'erano della gente che conosceva benissimo la parola, ali c'era della gente che aveva una conoscenza profonda della parola. Ma Gesù ali, come conosce o profundo de um pensiero, de um sentimento, Gesù rivela una ipocrisia. Perché loro, sapendo della parola, não estavam manifestando o princípio più alto, que era o perdono, e cercavam de condenar questo. Perciò a ipocrisia religiosa é quando existe a conoscenza, mas não existe o frutificare. A hipocrisia religiosa é quando eu appartengo a uma religione, mas eu não vivo com o estilo de fé que Jesus está me dizendo. Produce frutti, frutti degno de ravvedimento. Perciò che Gesù in quel momento stava togliendo questa ipocrisia religiosa, perché noi dobbiamo trasformare le persone. Noi siamo qua ancora in questa terra per portare una trasformazione alla gente, come abbiamo parlato con i ragazzi ieri. Voi siete sale di questo mondo, e non solo loro, siamo tutti noi. Nós siamo sale per guarire, sale per conservare e sale che possa dare un sapore a questo mondo. E adesso Gesù está dizendo qua: io sono qua in questa terra per perdonare i peccati di una gente che soffre. E perciò quella religiosità non stava producendo questo. Perciò questa chiesa deve essere rilevante a portare le persone alla conoscenza di Gesù per essere trasformati. Noi non viviamo na religiosità. Noi non siamo religiosi, noi siamo dei cristiani che stiamo qua per trasformare le persone portando la parola di Cristo. Perciò che Gesù capiva il loro cuore, Gesù era vicino ai peccatori. Perciò, come abbiamo parlato all'inizio, se una persona che è fuori do tuo modo di pensare entra nella tua casa oggi, che cosa tu fai? E questa persona dice: io vorrei studiare la parola. Che cosa tu fai? Eu vorrei scoprire o perdono. Che cosa tu fai? La nostra casa deve essere aperta. Altrimenti Gesù dirà: cominci a terra, togli le tegole della tua casa, perché inseriremo una persona diversa del tuo mondo, in modo che possa conoscere questo mio amore che trasforma. Dobbiamo aprire le porte della casa alla conoscenza di Gesù alla gente. O quanto noi dobbiamo essere vicini agli esclusi.
È facile escludere una persona, sì o no? È facile dire ti siedi di là e io mi siedo di qua. Se tu sta lendo la scala e io scendo dall'altra parte. È facile escludere. Ma quanto è difficile includere una persona nel mio rapporto di amicizia in modo che questa persona possa ravvedersi e essere inclusa nel reino di Dio. La inclusione a Gesù è tramite un ravvedimento. E questo ravvedimento noi dobbiamo portare questa persona ai piedi di Gesù in modo che possa confessare i suoi peccati e sentire o perdono. Perciò che Gesù stava ragionando ali, vedendo o ragionamento loro e avendo detto: ma voi siete ipocriti, che cosa è più facile, perdonare o prende tu le tutte e va via? Noi dobbiamo cominciare a vedere le cose con gli occhi di Gesù. Qual è stato il primo cantico? Apri i miei occhi per vedere quello che Gesù mi insegna. Le cose più alte di Gesù. Perciò noi dobbiamo vivere esperienza di quello che noi crediamo che Gesù possa fare nella nostra vita. Perciò che Gesù agisce e se manifesta quando c'è la fede. E adesso Gesù risponde a una richiesta di fede. Una richiesta di fede, esiste una risposta di Gesù. Ebrei 11, versetto 1 e 6. Ora la fede che cos'è? La fede che cos'è? È certezza. Se Gesù ha visto in quel gruppo di amici fede, è perché loro erano sicuri della guarigione di Gesù. La fede è certezza. Quando io porto un amico alla conoscenza di Gesù, la mia fede è la certezza di che loro conosceranno questo amore di Dio. Perciò la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Ele è e che cosa Dio fa? Ricompensa tutti quelli che lo cercano. Fede è certezza e fede c'è ricompensa. Dio non sta in silenzio quando c'è la fede. E è interessante che la fede è collegata con l'altra parola, azione. Io só posso ver i miracoli di Dio quando sto camminando. Quando si apre il Giordano, è quando loro hanno alzato i piedi e hanno cominciato a camminare e si apre il Giordano. Quando loro conquistano la terra, è quando loro stavano entrando. Ossia, o mio modo di vedere la fede è agire prima di vedere. Io vado, non importa, perché io credo che Dio agirà. Io non sto aspettando, io vado. Perciò se tu ce l'hai una sfida che Dio ti sta parlando oggi, vá. Perché adesso tu ce l'hai la certezza di una chiamata del Signore e per fede tu vedrai un miracolo del Signore. Vá, è la certezza che Dio farà un miracolo. Vá. Quante situazioni difficili noi stiamo vivendo oggi. Il Signore sta dicendo, fede, io posso trasformare. Tu ce l'hai qualche richiesta che per te è impossibile? O solo io qua? Tu ce l'hai qualche situazione che stai dicendo, Dio, penso che non c'è più. Tu ce l'hai o solo io? O sono l'unico senza vergogna qua? Quanti di noi abbiamo delle situazioni tristi e difficili che noi stiamo dicendo, Dio, non lo so. E Dio sta dicendo, Caio, creda, fede, cominci a camminare, Caio, e io farò. E Dio farà. Cominci a camminare. Quello gruppo di amici, 4 hanno preso il lettuccio e sono andati. Hanno tolto le tegole e hanno messo quello lettuccio. Erano dei ingegneri, non so che cosa loro erano. Avevano una capacità stupenda, una creatività meravigliosa per fare tutto questo e hanno portato proprio dove c'era Gesù.
loro avevo la fede, loro avevo la certezza e loro hanno visto la ricompensa. Io vorrei tanto vedere la ricompensa, ma è necessario la fede. E perciò che Gesù ha visto la fede. Perciò i miracoli di Dio succederanno quando le nostre azioni si diventano visibili. Perciò con la fede le acque si fermano. Con la fede o gigante va per terra, abbiamo studiato. Con la fede o fuoco di Dio riceve l'offerta. Con la fede Abraamo offre suo figlio. Con la fede loro, quanti sterili, hanno avuto dei figli. Con la fede o miracolo succede. Perché loro stavano camminando. Loro stavano credendo e loro stavano manifestando veramente una certezza. Quello che Dio está dicendo a noi hoje come Chiesa, fede, perché i miracoli succederanno. Io credo profondamente quello che abbiamo visto con i propri occhi ieri sera qua e anche l'altro sabato. È la fede di vedere questa nuova generazione che devono trasformare questa Italia. È con la fede che noi dobbiamo agire e camminare. Tu ce l'hai qualche ostacolo oggi che tu pensa che è impossibile? Togli questo, togli le tegole. Non importa se c'è la gente che dice che è impossibile, vá avanti e porta i tuoi problemi ai piedi di Gesù. C'è la gente che impedisce, ci sono le tegole che impediscono, ma c'è una fede che mi fa camminare, non importa l'ostacolo. È la fede. Perciò quando Gesù vede la fede, ricompensa oltre alla minha richiesta. Oltre. Perché quando noi chiediamo, Gesù está rispondendo di più. C'è in Efesini um texto que me piace tanto, que Dio è potente per darmi oltre aquilo que io chiedo a Lui. Quello ragazzi voleva soltanto una guarigione fisica, ma quello amico è stato perdonato. Quando noi abbiamo la fede e quando nós stiamo gridando a Dio e abbiamo la certezza e cominciamo a camminare, Dio farà oltre a quello che io posso immaginare. È questo il nostro Dio. È questo il nostro grande Dio. E è questo il grande Dio che noi adoriamo. E la ricompensa verrà. Preghiamo. Che cosa ci insegna questa storia? Non c'è logica, c'è pazzia. La fede è una pazzia. Camminare per 6 giorni intorno a Jericó e le mura cadranno è una pazzia. Camminare e o Giordano comincia a aprirsi è una pazzia. Prendere 5 pietre per distruggere un gigante è una pazzia. Dire a un paralitico non ce l'ho argento neanche ouro, ma alzati pubblicamente è una pazzia. Prendere o filho da promessa e portare allegato sopra un fuoco è una pazzia. Ospitare di spie a casa rischiando della morte è una pazzia. Portare un amico sul lettuccio, camminando per strada, in mezzo alla folla, togliere le tegole, è una pazzia. Ma tutto questo è la fede. Tutto questo è fede. Costruire una arca, tanti anni, è una pazzia, ma è la fede. Che cosa Dio ti sta chiamando oggi? Di fare una pazzia, che è la fede, per una trasformazione, per un miracolo. Quale pazzia che Dio ti sta sfidando oggi? Non resiste.
alla voce del Signore. Ubbidisci per fede, che Lui agirà. C'è qualche richiesta? C'è qualche dolore? C'è qualche sofferenza? C'è qualche grido? Cominci a fare una pazzia che è fuori dalla tua ragione, perché la fede non c'è logica. Non c'è logica umana, ma c'è un Dio che agirà e ricompensa. Se tu stai portando davanti a Dio oggi una richiesta, io ti sfido adesso a inginocchiarti. Io farò adesso, perché ci sono delle situazioni nella vita che Dio sta sfidando a fare una pazzia di fede per una ricompensa. Io vorrei finire questo momento di preghiera inginocchiato. Se tu stai con una pazzia che sembra una pazzia, inginocchiati davanti ao Signore e umilha-te davanti ao Signore dicendo: sono pronto a vedere un miracolo di fede e credere la certezza che tu farai e la ricompensa arriverà. Se Dio ti sta sfidando, inginocchiamo-te adesso. Nosso Padre, siamo qua inginocchiati perché vogliamo stare in una completa dipendenza di Te. Umiliarsi. Perché tante volte, Padre, abbiamo cercato di risolvere le situazioni ao modo nostro, com o nosso ragionamento, com a nossa lógica. Ma c'era un amico che ancora era malato. Tante volte, Padre, abbiamo cercato di sistemare tante cose e è stata una sconfitta. Quello che vogliamo, Padre, è portare davanti a Te questa situazione e che Tu possa rivelare nel nostro cuore qual è la pazzia che dobbiamo fare e agire dentro della Tua logica, del Tuo ragionamento. Solo Tu. E grazie ao Padre perché la ricompensa verrà oltre a quello che stiamo gridando. Perché quello amico non è stato solo guarito, è stato perdonato, liberato di ogni colpa. Quella situazione che noi stiamo vivendo, che io vivo, Padre, che un miracolo succeda e una novità di vita, Padre, succeda. Ci sono dei fratelli e sorelle che in questo momento, Padre, stanno inginocchiati, chiedendo, Padre, rivelati e che loro possano camminare fuori dalla logica umana e vedere per fede, con la certezza, perché la ricompensa arriverà. Rivelati e che possiamo agire, Padre, in modo straordinario Tuo. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Dá un abbraccio a questa persona che è inginocchiata. Una parola di benedizione a questa persona. E può dire queste due frasi bellissime. Fede e certezza. Fede è la ricompensa di Dio. Fede e certezza. Fede c'è la ricompensa di Dio. Fede è la ricompensa di Dio. Amém?
che questa chiesa sia conosciuta con una chiesa ci sono delle pazzie, ma delle cose straordinarie, delle cose meravigliose. E un giorno possiamo scrivere che con fede, con la certezza, abbiamo visto una ricompensa eterna. Amém? Potete continuare in piedi, scusa, seduti, perché adesso staremo celebrando la cena del Signore. Non è un momento di offerta ancora. È un momento che nós estaremos celebrando la cena del Signore. È un momento che nós estaremo vivendo questa esperienza di ricordare questo perdono. Wow, che meraviglia, o perdono. Questa guarigione nella nostra anima, la nostra profonda della nostra anima è libero. E quello che faremo adesso. Prendiamo adesso o cálice, o pane, e ricorderemo o corpo, o sangue di Gesù. Insieme, come chiesa, estaremo vivendo questo momento único. Que questo momento tu possa vivere com gioia e com alegria. Prende o pane, o cálice e prega ao Senhor. Perché la croce sempre a pazzia. Per noi che siamo cristiani, wow! È la nostra guarigione, salvezza, ma per o mondo è una pazzia. La croce, o sangue di quell'agnello perfetto. Il mondo non crede, ma noi crediamo e perciò celebriamo. E questo momento è di gioia e di alegria nel nostro Signore. Staremo ascoltando una música. Se tu vuoi cantare, puoi cantare, ma staremo ascoltando e se tu vuoi cantare, canta. Ma è un momento che tu devi fare una autoanálise e vivere questa esperienza com o Senhor. Staremo adesso ricevendo o pane e o cálice. Prendimi, io mi arrendo alla croce, lascerò la mia vita, tutto ciò che ho. Prendi pure le mie mani e il mio cuore affinché io possa vivere tutto ciò che hai per me. Oh, eccomi, mi arrendo a te. Oh, sono tu e tu sei mio. I miei giorni, gli attimi, ogni mio respiro sia dedicato solamente a te. Oh, eccomi, mi arrendo a te. Oh, sono tu e tu sei mio.
sono tuo e tu sei mio. Oh, eccomi, mi arrendo a te. Oh, sono tuo e tu sei mio. Amém? Sono tuo, tu sei mio. C'è qualcuno che vuole celebrare la cena che non hai preso il pane o il calice? Tutti voi avete preso? Anche di qua? Possiamo ricordare adesso un corpo? Come abbiamo detto prima, sembrava una pazzia. Era un corpo su quella croce, l'agnello perfetto. Quello corpo che è stato il nostro sacrificio, al posto nostro. E lì c'era il perdono. Così prendere questo pane e ricordare quello che Gesù fece per me. E adesso la nostra risposta. Mangiamo e ricordiamo di questo. Allo stesso modo, prendiamo il calice e ricordiamo il sangue. E lì quello sangue che ti ha purificato. Tu non ce l'hai nessuna colpa. Tu sei stato perdonato. E come siamo liberi oggi, possiamo ricordare di questo con gioia. Perciò la cena del Signore è con la gioia, perché siamo purificati, liberi. Beviamo e ricordiamo. Grazie, oh Padre, celebrare la tua cena. Grazie, celebrare un sacrificio per noi. Grazie, oh Padre, tuo grande amore. Siamo liberi perché c'è un corpo, un sangue e c'è la purificazione e il perdono. Siamo liberi per te. Grazie, oh Padre, perché la nostra vita è una realtà. E è in Cristo Gesù. Nel nome di Gesù. Grazie. Amém, Senhor. Amém? Adesso sì possiamo stare in piedi. Adesso possiamo salutare la persona vicino a noi e dire una parola di benedizione. Adesso sì possiamo dire che questa cena sia la nostra storia, la tua storia, che tu possa condividere questa gioia. E prossima domenica portare tanti amici qua a vedere questa grandezza dell'amore di Dio e questo perdono di Gesù nella nostra storia. Ok? Qual è il cantico? Canterò del tuo amore. Come? Canterò del tuo amore. Canterò del tuo amore. Chiesa, prima di fare questo momento di offerta, solo un minuto qua, abbiamo parlato della sala nera. E quello che noi stiamo chiedendo alla Chiesa, se tu vuoi fare una offerta specifica per la sala nera, ci sono le buste lì dietro, e tu possa fare questa offerta, perché per i nostri giovani, per i nostri adolescenti, per i nostri preadolescenti e per i nostri bambini, così che noi possiamo aiutare come Chiesa a sviluppare questa crescita di questo ministero e che i nostri giovani possano godere ancora di più. Ci sono le buste lì dietro, tu basta scrivere Sala Nera e tu puoi fare un'offerta
e che noi possiamo vivere questa gioia di vedere i nostri ragazzi adorando il nostro Dio, ok? E che noi vogliamo veramente fare di tante cose. Oggi abbiamo 2 sale di culto in questa struttura. E è prezioso vedere quello che il Signore sta facendo con noi. Così se tu vuoi fare questo, è un donare per la futura e la nuova generazione che noi abbiamo, ok? Momento di offerta, di decima, un momento di un privilegio che Dio ci ha donato e facciamo questo con gioia, cantando questo cantico e celebriamo il Signore, ok? 3, 2, 1. Grazie di questi momenti che abbiamo vissuto assieme, Padre. Grazie per la comunione che abbiamo vissuto fra di noi e per la tua presenza qui in mezzo a noi, Signore. Grazie per la lode che abbiamo potuto donarti. Grazie per il tuo amore, Signore. Canteremo veramente sempre del tuo amore e porteremo sempre il tuo nome ovunque, Signore, tu ci manderai. Fortificaci per questo. Grazie anche per la predicazione che abbiamo ricevuto e che possiamo veramente nutrirci così di te ed esserti dei fedeli testimoni. Benedici l'offerta che abbiamo avuto oggi, Signore, che possiamo farla fruttare sempre per la tua gloria. Grazie, Padre, ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi? Ok, cari, ci sono qualche avvisi. Come abbiamo parlato prima, sabato è una nuova realtà in questa chiesa. E come i genitori stanno portando i figli, parlando con il pastore Sandro, abbiamo fatto una piccola decisione. Inizieremo qua un studio biblico. Così ogni sabato, non sappiamo se sarà alle 18 o alle 19,
ci sarà un studio biblico e Pastore Sandro inizierà questo periodo con un libro di Apocalisse. Lui già fatto qualche anni fa e adesso riprenderà questo studio, ok? E sarà qua in questa sala e sarà anche online, ok? Così a casa tu puoi seguire. Ma se tu porti i tuoi figli, tu vieni qua, i ragazzi saranno là e tu qua, ok, i genitori. L'altro sabato eravamo più o meno una ventina, 30 adulti, ieri eravamo più o meno circa 10-20 adulti. Così sabato ci saranno questi studi per tutti, ok? Se tu sei genitore puoi venire, puoi stare qua, ma se tu vuoi venire, puoi venire qua, ok? Così mentre i nostri ragazzi staranno nella nuova realtà loro, i genitori nella nuova realtà, studiando la parola del Signore. E inizieremo con questa sequenza di Apocalisse, ok? Ogni sabato sera, ok? Gli altri avvisi, Agape Kids, ok? Ti piace lavorare con bambini? Ieri abbiamo iniziato anche scuola biblica con i bambini nella ora do culto lì con i nostri ragazzi, ok? Così c'è sabato e anche domenica. Se tu vuoi lavorare con bambini, puoi parlare con me o anche Emanuele, che è il responsabile. Prossimo avviso, Ministério Sociale. Stiamo con tante famiglie qua a Villa Orba e anche della Chiesa che hanno bisogno e noi dobbiamo lavorare, ok? Non dimenticare di portare prossima domenica tanto cibo qua, ok? Campeggio dei ragazzi, tutto a posto, oltre 19 anni, ok? 31, 1, 2, 3 di novembre, qua, ok? Qua no, Santa Giustina, Santa Giustina a Belluno, ok? Informazioni potete parlare con i responsabili. Ok, e o culto dia 10 di novembre, nós estamos falando com i ragazzi, o culto qua, domenica mattina, sarà identico a quello che loro fanno sabato, ok? Sarà un culto un po' diverso, con le musiche un po' diversa, un stile un po' diversa, ma quello che stiamo parlando con loro. Noi dobbiamo fare vedere alla Chiesa quello che viviamo sabato, ok? Così loro verranno dal campeggio e staranno qua con le testimonianze e anche vivendo questa esperienza con il culto, ok? Ok, gli altri avvisi? Finito? Ok, ciao. Buona domenica a tutti, Dio vi benedica e ci vediamo.